Carissimi telespettatori di O Bianco o Nero, benvenuti per questa puntata. Oggi è lunedì sera, insomma, quindi gli argomenti che abbiamo toccato e che tocchiamo in questa trasmissione sono sempre argomenti scottanti, argomenti che comunque sono di grande e di grave attualità. Abbiamo cercato sempre con questo trend di dare dimostrazione che qualcosa si può fare anche con le famiglie vittime della strada, ma non soltanto, anche con i comportamenti giovanili, ma tutto ha un processo culturale, cioè un processo di grande coscienza, la quale oggi è in pericolo attraverso proprio gli spot pubblicitari che vediamo e anche le immagini e i telegiornali che inneggiano più alle frasi, diciamo così, tipo slogan piuttosto che a cose concrete, oppure diciamo, il movimento culturale è in serio pericolo rispetto a qualche anno fa. Oggi abbiamo preso spunto da una rappresentazione teatrale che abbiamo potuto vedere qualche tempo fa a Fontaniva, dove l'attrice Nicoletta Maragno, che noi ringraziamo di essere qua stasera, che ha lavorato con Streller, diciamo, poi dopo una curiosità su Streller io ce l'ho esagerata, ma te la chiederò dopo, certo. Che ringraziamo di essere qua con noi. Poi ringraziamo anche la signora Manuela, se non sbaglio, vero? Manuela Scomazzon, che è presidente del Commissione Opportunità e pari opportunità. Per le pari opportunità. Bene. Poi Franca Lovisetto di Event, la quale ci ha fatto conoscere questa bella ragazza e mi ha fatto anche emozionare parecchio a Fontaniva. Infatti. Allora partirei proprio da te, nel senso che io mi sono emozionato e vorrei che tanti quando andranno a vedere questo spettacolo, poi dopo alla fine della trasmissione Nicoletta ci darà alcune date, è bellissimo anche l'inizio, molto coinvolgente, molto forte. Ecco, per quale motivo una ragazza bella come te, insomma, si mette a fare queste cose per una piccola cittadina come Fontaniva? Abbiamo visto questo, abbiamo visto con l'AIL. In piccoli paesi come Fontaniva, come altri paesetti, cerchiamo appunto di organizzare degli eventi o aiutare, in questo caso le pari opportunità di Fontaniva, per portare appunto degli eventi un po' particolari e per sensibilizzare anche la gente su certi argomenti. Ecco, durante questo corso della puntata di diretta sentirete dei botti perché è Halloween, poi dopo mi dovranno spiegare come mai in Italia stiamo abbandonando le nostre feste tradizionali e stiamo aprendo ad Halloween. Tutto sommato, insomma, qualche spaccamento di balle lo danno perché i petardi a me danno molto fastidio. Però questo importare sempre dall'estero cose che non ci appartengono fa parte anche di un excursus culturale, Nicoletta, se non sbaglio, vero? Secondo me sì, cioè proprio il fatto che si sta cominciando a perdere di vista l'autenticità, no? La Befana. Sì, Babbo Natale e Re Magi, esatto, Halloween. Esatto, Halloween, sì, perché noi siamo, come dire, l'America ci ha contaminati molto, no? Anche a livello di violenza che c'è ora. Assolutamente. Non c'era un tempo. Noi diciamo, io dico sempre che noi dall'America importiamo le cose peggiori, mai le migliori. La migliore che mi piace dell'America: fai qualcosa, non piangerti addosso, certo. E non c'è l'invidia, quella cosa bellissima, il successo è condiviso, sì. Mentre importiamo altre cose come Halloween, maschere, mascherine per poter spendere portiamo più il soldi. Consumo soprattutto, no? Il consumo. Esasperato. Sì, questa è la cosa che poi... Insomma... Manuela, sempre Fontaniva parte la storia che mi ha fatto conoscere Nicoletta e che oggi poi vogliamo anche raccontare. Pari opportunità non significa soltanto donne, ma nella maggior parte dei casi coinvolge la donna, ahimè. Certo, sì, coinvolge la donna, l'uomo, la disabilità di ragazzi che si trovano in giro per le strade, per le famiglie. Noi siamo una commissione che siamo stati eletti nel 2009, siamo stati eletti dal sindaco. Non facciamo parte della commissione comunale, ma siamo sempre un gruppo che fa parte comunque del comune. Diciamo che avete un'opera di sentinelle anche, perché siete a contatto veramente sì, noi con siamo a contatto diretto con i consiglieri comunali, con il sindaco. E con la cittadinanza. Ecco, c'è con la cittadinanza soprattutto.
Da quando è nato questo gruppo, del 2009, diciamo che anche altri paesi d'intorno che c'è a Fontaniva hanno riscontrato che questo gruppo, questa commissione fa parecchie cose. Difatti, oltre che lo spettacolo Ma l'amore no, che dopo Nicoletta ve lo spiegherà, abbiamo fatto in luglio una serata, sì, multietnica, perché io nella commissione ho anche un ragazzo straniero. Allora abbiamo cercato di coinvolgere questa. Ecco. Abbiamo fatto una presentazione di un libro di uno scrittore da Reggio Emilia che si chiama Risveglio, che ha avuto dalla mia parte Fontaniva anche un bel riscontro perché il libro gli è piaciuto. Certo. Poi cosa abbiamo fatto? Beh, facciamo ultimamente parte anche un po', diamo una mano alla Caritas, che c'è un aiuto così, che c'è il bisogno di queste famiglie che non riescono ad andare avanti, capi da vestire, quelle cose qua. Cerchiamo di collaborare il più possibile. Bene, mentre i festeggiamenti sentiamo di Halloween, che poi dopo, io ricordo, tu sei tanto giovane Nicoletta, quindi sei esclusa, però ricorda che bisogna che lo ricordano anche i nostri telespettatori, quando era la vigilia dei morti, il giorno dopo, pensa, c'era soltanto musica classica in Italia, era una tradizione, e i canali non trasmettevano pubblicità oscene, c'erano soltanto film, diciamo così, normali, o d'amore, ma quelle storie belle, cioè c'era il rispetto proprio dell'avvenimento, no? E questo rispetto ci manca, come manca il rispetto delle donne, ma manca il rispetto di tutti coloro che hanno delle disabilità. Una cosa che io ho letto che mi ha veramente fatto tremare i polsi, e questo forse bisogna ringraziare coloro che in qualche maniera controllano il territorio, mi dà fastidio questa parola, mi sembra tanto essere un Cheyenne, però i luoghi in cui vivono, perché la cosa drammatica che possa accadere a una donna in preda oppure vittima di abusi o violenze è proprio il silenzio. Certo, il silenzio è qualcosa di pazzesco. Lo dico anche nel mio spettacolo, il silenzio è proprio il peggior nemico delle donne, perché le donne si vergognano. Questa è la cosa peggiore, le donne si vergognano perché appunto pensano che in qualche modo un po' se lo meritano, un po' ce lo meritiamo. Questo mi fai vergognare a me come categoria maschile, nel senso... Ma guarda... No, mi vergogno nel senso anche di poterne parlare, ma anche un po' una vergogna anche di arrabbiatura, perché vediamo che oggi il nostro sistema funziona così, abbiamo degli stereotipi che fanno già male e abbiamo dei modelli che ci danno una misura sbagliata, ma dell'uomo in confronto alla donna. Io so che tu hai la tua teoria che c'è una connivenza di donne, io sono d'accordo fino a un certo momento, però l'uomo in questo continua a coinvolgersi. Ascolta, guarda, la mia opinione è questa, gli uomini, questa è una cosa che cerco di far passare nello spettacolo, ed è questa. È vero, noi donne siamo vittima, noi donne siamo reduci da millenni di cultura in cui, da un'iniziale società matriarcale in cui era tutto, come dire, erano le donne che davano in qualche modo l'input alla società, si è passata in una società di tipo patriarcale che è durata almeno 2 millenni. Credo che all'inizio questa cosa sia stata assolutamente accettata dalle donne perché c'era una reale esigenza di sopravvivenza, cioè bisognava sopravvivere e gli uomini erano obiettivamente più forti delle donne. Dopodiché però questa prima esigenza è stata scalzata da un'esigenza molto più astratta ma molto più violenta, che è l'esigenza del potere, no? Ma gli uomini sono reduci da 2 millenni di questo tipo e le donne a un certo punto hanno interiorizzato questa situazione, un po' perché appunto c'era una voce più forte, una mano più forte su di loro, un po' perché in parte era un inconscio sacrificare questa cosa a una legge di sopravvivenza. A un certo punto non c'è più stato bisogno di questo, perché la fame piano piano se ne andava, perché la sete se ne andava, perché il freddo se ne andava, perché le conquiste se ne andavano. Ma dobbiamo però pensare che questi uomini sono reduci da 2 millenni in cui il territorio era loro ed era scontato che fosse così. Le donne lo hanno avallato.
il motivo per cui la violenza sulle donne sta crescendo in questo modo è che piano piano le donne stanno riappropriandosi di sé, della loro coscienza, no? L'hanno fatto prima con il movimento femminista, che è stato un movimento che ha avuto i suoi risultati, ma è stato anche un movimento di grande contrapposizione tra questi due generi, no? Credo che sia venuto il momento in cui questi due generi devono fare la pace. Mi viene in mente l'Anilde Iotti, parliamo di 60 anni fa, 40 anni fa, che era Presidente della Camera. Oggi non vedo più nessuna donna con quell'autorevolezza, con quell'autorità, anche perché prima dicevi la cultura contadina. Scusami, no? Io ti interrompo perché Nilde Iotti, che è stata una delle prime donne a entrare al governo, certo. così, si è innamorata perdutamente di un uomo che era Palmiro Togliatti. Che erano uomini di una e però è stata costretta a vivere di nascosto in una soffitta di botteghe oscure perché veniva considerata da tutti una donna certo. vergognosa. No? Nilde Iotti ha pagato e come questo suo coraggio, anche il coraggio di essere autentica e di innamorarsi di un uomo sposato. Certo. No? Quindi è stata rivoluzionaria per varie cose, ma questa donna ha pagato di persona, nel senso che è stata considerata una donna di malaffare, per usare così, per molto tempo, anche dai suoi stessi compagni di partito. Beh, certo, però una donna che oggi ha in sé proprio i connotati veri di una vera donna. C'è una donna certo, che comunque che ha lottato alla pari, non si è vergognata di se stessa. No. Non sarebbe mai stata zitta. No, e non avrebbe rinunciato alla cosa più bella che le donne hanno, che è la sua capacità d'amare. Perché poi c'è anche questo da dire, insomma, le donne Qua ne apriamo un altro capitolo. Sì. Franca, una domanda che ti faccio, e tu sei una donna manager, bene o male vai in giro, devi cercare anche di trovare i proventi per sostenere determinate coalizioni, sponsorizzazioni. Il rapporto che hai con il cliente maschio a volte inficia quello che tu fai a livello manageriale, le tue eccellenze, perché sei una bella donna, quindi l'uomo tendenzialmente fa il piacione. E quindi tante volte, quando dico che una bella donna in affari fa più fatica di un altro, è proprio perché l'uomo, io me ne accorgo anche nei bar, quando c'è una bella ragazza al banco, insomma ti dimentichi forse la consumazione e fai il piacione, anche questa è una... Non facciamo di Nermo un fascio, non tutti sono così. La maggior parte ammiccano insomma in qualche maniera. Sì, un po' sì. Poi quando conoscono la donna la capiscono, è tutta un'altra cosa, poi logico. Dipende da noi anche sì. come porci e come comportarci. E questo è emblematico, perché comunque io credo che qualsiasi donna che si mette a fare qualcosa di serio, il bastone fra le ruote lo mette proprio la gerarchia omofobica, insomma, in qualche maniera, perché l'uomo in questo è proprio una roba esagerata. Cambiando però quando mi dici così mi conforti così tanto, guarda che io non ci credo, però mi piace sentirlo dire. Guarda, io faccio uno spettacolo sulla violenza contro le donne, sono assolutamente consapevole che una donna su 3 è vittima di violenze. Abbiamo appena letto, no, di questo marito, che ce ne sono sì, dappertutto, quindi è chiaro, ma credo che non sia più il momento di seguire una filosofia di controposizione, ma di aiutare gli uomini in questo, no? Onorandoli, onorando la loro energia maschile, che è assolutamente onorevole, ma nello stesso tempo facendo riconoscere la propria. Ti dico che gli uomini stanno cambiando, perché un tempo le donne avevano l'esigenza, le donne femministe, insomma così, avevano l'esigenza di non andare con i tacchi a spillo, certo. No. Ma ora invece credo che si possa arrivare a un punto in cui si va e un uomo però onora una donna, non per le sue gambe, ma per tutta la sua essenza, non dico per il suo cervello, ma per tutta la sua essenza. Qualche uomo ci sta già arrivando, perché c'è un'educazione diversa e spetta a noi accompagnarli, proprio perché un uomo che ha abitato per così tanti millenni un territorio che era suo di diritto, fa fatica, e come dico nello spettacolo, quando si fa fatica, quando non si accetta una cosa nuova, i casi sono 2. O la si accoglie completamente oppure si cerca di sopprimerla, no? Ecco perché per esempio c'è una violenza così, perché alcuni uomini non rinunciano al loro status, ma altri uomini invece stanno cominciando a comprendere, valorizzare le loro compagne, accogliere che a volte siano più di loro, guadagnino anche un pochino più di loro, senza sentirsi per questo sminuiti, insomma.
ci sono per fortuna... Ci sono dei dati, 1 milione di donne che subiscono violenza in Italia durante l'anno, no? Quelli che sappiamo. Poi un dato ancora che a me fa rabbrividire, che forse dovrebbe fare ragionare anche voi che siete nel territorio. Ci sono 2.400 denunce di abusi e di violenze sulle donne denunciati. E la domanda diceva, sarebbe però, almeno hanno il coraggio di fare qualcosa. Ma la risposta che mi inquieta molto è che quello non è soltanto che il 10%, ma il 90% è vero, tengono il silenzio. Ecco, può essere che in questo tipo di società, parliamo di Fontaniva, ma potrebbe essere Bassano, Piacenza, i borghi, perché nelle metropoli dicono sono tentacolari, ma le metropoli, se andiamo a identificarle come rioni, sono tanti piccoli paesi, dove là si possono trovare anche delle sinergie tipo questa vostra, per andare proprio a controllare il territorio, per sfrugugliare, come si dice, per cercare di tirare fuori quello che purtroppo c'è, che è inutile negarselo, vero? Questo è un po' il vostro compito. Sì, questo sarebbe proprio il nostro compito. Difatti noi stiamo cercando di aprire uno sportello, fare uno sportello unico con più comuni della nostra zona. Questo cosa vuol dire? Sì, mettere a disposizione della gente che ascolti le persone che fanno abusi, violenze, che perciò c'è tutta una rete che dobbiamo essere in contatto con i carabinieri, col pronto soccorso, con i servizi sociali e giustamente devono arrivare a noi questo. Non è facile comunque, perché noi stiamo già girando comuni per chiedere, per aprire, non è una cosa facile. Nicoletta, si parla poco, tu nel tuo spettacolo inizi con il topo, la topina che si innamora del gatto, quale sorte più nefasta, insomma, in qualche maniera, lo capiamo tutti. Quando si tratta di violenza, a me piacerebbe a questo punto, non mi piace mai generalizzare, devo essere sincero, però la violenza è dove c'è qualcuno che tu reputi più debole, quindi la violenza l'uomo la fa, la esercita sui bambini, sugli handicappati, sulle donne, perché è sempre questo il processo. Io sono contento che tu mi porti una buona novella, che l'uomo sta cambiando, perché mi fa molto piacere. Piano. Questo è Halloween. È il nostro compito, sai? Certo. È il nostro compito di tutte le donne, non solo mio che faccio questo spettacolo, ma di tutte le donne che devono appropriarsi della loro coscienza e quando si trovano in situazioni del genere devono andarsene. Questa è la cosa, le donne devono avere il coraggio di andarsene. Certo, però il problema è l'accoglienza, cioè il problema è proprio esatto, questo. Qui si apre tutto un altro capitolo, perché la denuncia, già appunto il 90% delle violenze non viene denunciato, ma la denuncia non è sufficiente, come diceva prima Emanuela, serve una rete e la rete è necessaria perché una volta che una donna denuncia, c'è bisogno di un luogo dove eventualmente possa andare per essere nascosta al marito. E tante volte ci sono anche dei bambini di mezzo. E va con i suoi figli, infatti, ci sono queste case, chiamate case di fuga, no? In cui le donne che riescono a denunciare possono riparare insieme ai loro figli. C'è un sito, qualcosa? Guarda, ci sono alcuni centri antiviolenza, ma è molto difficile. I comuni, soprattutto i piccoli comuni, non hanno i mezzi per poter entrare a far parte e fare queste reti. Ora ci sono queste bellissime iniziative, io appunto mi sono messa in contatto da poco con alcuni comuni di Rovigo che hanno fatto un comitato intercomunale per le pari opportunità, perché l'unico modo per i piccoli comuni è consociarsi, unirsi, fare dei protocolli d'intesa tali per cui insieme a un primo rapporto che può avere la donna con uno sportello, un numero di telefono, ci possa poi essere anche un ricovero, no? o una struttura che le possa, per esempio dei legali, che possano mettersi a disposizione, degli apparati di polizia, delle case di ricovero, delle case di famiglia in cui possano eventualmente sfuggire a questi uomini, perché questi uomini una volta che le donne denunciano... Ti faccio una domanda, che è una domanda un po' provocatoria, permettimela. La gente comune, siccome questa è una cosa che riguarda nessuno apparentemente, è un po' come le stragi del sabato sera, riguardano sempre gli altri, no? In qualche maniera è morto quello nel giornale, ma siamo sempre così lontani che non riguardano noi. Allora la gente comune, in questo la politica sa molto come giocarci, non ci sono i fondi per la polizia, figurati se possiamo stanziare questi fondi. Vogliamo dare qualche dato certo in Italia di donne che subiscono violenza e che soprattutto depotenziano
una società come quella italiana che nel valore della donna semmai ha sempre trovato le risorse per poter andare avanti. Io credo che in grandi città, se non ci fossero state le donne, i musei non sarebbero stati mai aperti nel sabato e nella domenica, non sarebbero stati accessibili a una cittadinanza e a una umanità dispersa. Quasi sempre troviamo nelle donne i caratteri che comunque danno quel tocco in più nei comuni o nei piccoli comprensori dove si fanno delle cose. Vogliamo dire che questo è un depotenziamento, quando una donna viene uccisa dentro non può più esprimere il suo valore? Certamente. E anche per gli altri? È un depotenziamento, le donne possono dare un grande contributo. Appunto, io sono sempre convinta non nella logica della contrapposizione, ma nella logica del contributo. Appunto, della condivisione. Della condivisione, certo. per una volta. Credo che siamo arrivati a un punto della nostra coscienza collettiva in cui sia il caso di ammettere definitivamente che la logica dell'ego, la logica della contrapposizione ha fallito, perché il nostro Occidente sta andando in frantumi, il consumismo sta uccidendo se stesso. Credo che la donna possa dare questo apporto. L'apporto della donna è l'apporto della cura, del prendersi cura, per esempio, e questo può essere un buon apporto. Molto spesso le donne, per poter entrare in luoghi, hanno dovuto maschilizzarsi, no? Credo che questo sia il momento in cui una donna possa dare quel contributo, ma per poterlo fare deve trovare se stessa e a volte quindi sottrarsi. Guarda, ti faccio questo aneddoto che ho appena sentito da una persona e mi ha veramente incantato. Faceva questo esempio della candela, no? E dice: guarda, quando tu vedi una candela accesa è così bella, ti dà calore, ti dà no, tu la vedi là energia, e ti dà energia, ti dà calma, così. Il problema però è che se tu questa candela ti avvicini e metti un dito sopra, ti scotti. Non puoi pensare che sia colpa della candela, sei tu che ci sei andata o andato vicino. Ora, questo non significa che tu devi gettare la candela, devi solo avere la forza, e lo dico a tutte le donne che mi stanno ascoltando e che possono avere non solo situazioni di violenza fisica, ma violenza psicologica, dipendenza affettiva, essere stanche della loro situazione. Devi solo avere la forza e il coraggio di allontanarti quel tanto che serve per non bruciarti. Tu puoi continuare a contemplarla, certo, quella candela. Certo. Questo per qualcuna può significare prendersi degli spazi personali, iscriversi, occuparsi di comitati, dare il loro contributo in altro. Appassionarsi perché delle cose proprie che ti fanno vibrare dentro come donna, come individuo. Per altre può significare decidere di allontanarsi. È dura a volte decidere di separarsi, una famiglia, eccetera, ma può portare a rivivere. Sai cosa mi ha detto una mia amica avvocatessa l'altro giorno che si occupa di casi di violenza o di casi di separazioni? Lei è una divorzista e mi dice: sai, vengono delle donne di 50-55 anni disperate, dice: no, mi devo separare, come si farà? Poi io seguo la loro causa, arrivano dopo 2 anni e mi fanno: se lo avesse fatto prima, se l'avessi fatto prima. Io adesso non è che voglio osannare questa cosa, ma appunto attenzione alla candela, attenzione alla distanza tra sé e la candela. Se hai una candela, se hai una bella fiore, un bel tulipano, un bel girasole, te lo puoi gustare, te lo godi, ti fai delle cose, certo, fai delle cose con lui, dei progetti, ma se per caso ti dovesse capitare di non stare bene accanto a quella candela e di bruciarti e di sentire che tu, allora lì comincia a dubitare. Quando c'è fatica bisogna sempre dubitare. Io ricordo che negli anni 70 c'era un brano degli Area, un gruppo pop di quell'epoca con dei Metro Stratos, che in un long play era Maledetti, dove parlava proprio della condizione della violenza della donna, che bene o male si assopiva in questa violenza e ne moriva, un po' come io faccio sempre il riferimento alla rana, che se la metti nell'acqua fredda e la metti a cottura, insomma si abitua e poi muore. Se la stessa rana la metti quando già l'acqua è a 90 gradi, forse si salva. E allora credo che in questa concertazione, hai ragione tu, la donna deve riappropriarsi e condividere le proprie scelte, è indubbio, ma oggi viviamo in una situazione di grande tumulto, vediamo
tanti extracomunitari che è povera gente, viene qua, ha tutti i diritti di stare qua come noi, eccetera. Facciamo un po' fatica a far capire che le nostre tradizioni non sono le loro e forse facciamo ancora più fatica ad essere credibili. Abbiamo parlato di Halloween, non siamo in America qua insomma io mi ricordo ancora che i negozi aprivano dopo l'8 di dicembre, c'era l'Immacolata e poi c'erano 2 settimane per andare a fare le spese natalizie, le aspettavi. Quando arriviamo a Natale abbiamo già finito i danè perché sono già aperti già da dopo agosto per le feste di Natale, allunghiamo i brodi, cerchiamo tutto di buttarla sul consumismo. Quindi io mi metto nei panni di un extracomunitario e quindi mi faccio questa fiaba per i nostri telespettatori che alle volte li vediamo male ma sbagliando. Vengono in Italia, trovano delle donne bellissime, una politica dove la donna non ha proprio una simbologia, Manuela, di grande pregio, perché da quello che si dice, insomma, in qualche maniera sono là e mi pare non per meriti sul campo. Sul merito, alcune, beh certo ci mancherebbe altro, però quelle alcune insomma si vedono, insomma una che mi dice che abbiamo fatto un traforo per i neutrini, insomma diventa un po' dura, poi dopo l'hanno detto che è stato l'ha detto Stampa, ma comunque io se sono a questi livelli guardo anche cosa fa il mio addetto stampa, per cui se non riesco a guardare il mio addetto stampa, ahimè faccio fatica a guardare quello che è la necessità della politica, della gente comune, e quindi questo bisogna anche dirlo senza tanti problemi, perché la verità non è che succeda qualcosa di straordinario. Però se uno che arriva dall'estero, abituato con le proprie donne coperte, stracoperte, inviolabili e inviolate, eccetera, vedono qua e vedono questi stereotipi, poi dopo la pena non è mai una grande pena quando succede, perché spesso perché sono ubriachi, un po' come le vittime della strada, spesso perché sono in preda alla droga, spesso perché poverini, eccetera, hanno una sorta di immunità, perché qua in Italia c'è in pratica la colposità, in qualche maniera, che spalma tutti quanti e tutti possono. Non vi sentite sconfortate? Io parlo con te, ma anche con te Manuela, voglio dire, questi sono temi di attualità dove la politica fa molto poco ancora oggi, pur essendo contento di quello che tu dici, che l'uomo sta migliorando. Beh, anche compito nostro farlo cambiare. Beh certo, ma sono il primo a dirlo, ma è con forza e con grande caparbietà, però credo che anche questo sia un motivo che, insomma, tiene indietro il processo culturale italiano. Beh, io vorrei ricordare che il 60% degli uomini che usano violenza sulle donne in Italia sono italiani. Questo è fuori discussione. E questo... No, il mio era soltanto diciamo così, un cappello per far capire cosa svendiamo, cioè, oppure cosa vendiamo della nostra immagine italiana. Se fossero venuti nel 1300 avrebbero visto cose, Da Vinci per dire, nel Rinascimento avrebbero visto cose bellissime dell'Italia, no? Grandi pittori, grandi artisti. Oggi facciamo più fatica a esportare quello che in Italia abbiamo costruito in tanti millenni, in 2000 anni di storia. Sì, ma devo dirti che sai, facendo una riflessione appunto quasi antropologica direi, è questo il fatto, l'istinto di un uomo, di un maschio appunto che difende il suo territorio, come è stato abituato a fare per millenni, è molto difficile da scardinare. Gli uomini occidentali sono un po' più avanti degli uomini arabi che uccidono una figlia a Sassate perché si fidanza con un ragazzo italiano e loro non riescono a sopportare. Ma sai perché la uccidono? La uccidono perché non riescono a sopportare il fatto che la loro immagine viene scalfita. Cosa abbiamo da insegnare noi che per difendere l'immagine faremo qualunque cosa, no? È solo una questione di diversa proporzione, ma l'istinto del territorio e l'istinto quindi della difesa della propria immagine e dell'identificazione con un ruolo, gli uomini che usano violenza, che siano extracomunitari o che siano italiani, sono solo uomini identificati col ruolo di chi deve avere il potere su quel territorio. È chiaro che un uomo arabo uccide a Sassate sua figlia perché è fidanzata con un italiano. Un uomo italiano può uccidere a coltellate la sua donna che magari fa la manager
perché ricordo che le violenze subite dalle donne, nella maggior parte della percentuale, cioè le donne che maggiormente subiscono violenza sono le donne più evolute, guarda caso, cioè le donne che sono capi di imprenditrici, libere professioniste, eccetera, perché sono quelle che in realtà è la minaccia che provoca la violenza. È la minaccia che un uomo sente nell'identificazione del suo essere virile che provoca la violenza, che provoca il sopruso. Sono solo livelli diversi, ma l'istinto che muove questo, sia che sia in Arabia, sia che sia un arabo qui, sia che sia un italiano, è questo. Ma cosa possiamo insegnare noi? E me lo chiedo perché c'è una rivoluzione araba dall'altra parte del mondo, no? Cosa possiamo insegnare noi che siamo così identificati nella nostra immagine, uomini e donne dovrei dire, per cui è così importante apparire piuttosto che essere? Allora, se una donna resiste alle violenze, a volte resiste perché se va via di lì perde tutto, per esempio. Così come se un uomo si comporta in un certo modo con una donna, lo fa perché comportandosi in maniera più dolce perde la sua credibilità di uomo. C'è un rapporto con l'immagine di sé che è completamente disfunzionale. È distorto, certo. Il problema in questo momento storico è di trovare l'autenticità, uomini e donne. Sai, quando tu parli così appassionata, sì, scusate, sei già molto carina, ma diventa ancora più bella. Si vede che quello che tu dici lo senti veramente e quindi lo credo. Si crea un'aurea proprio particolarmente trasparente, mi fa piacere Lo credo, perché tutti noi dovremmo avere il compito in questo momento storico in cui tutto è falsato, in cui appunto si vedono ragazze che si vendono, ragazze che si danno solo per avere un'immagine diversa. E l'approccio alla vita dovrebbe iniziare a diventare un po' più verticale, cioè verso il dentro, no? Ora abbiamo tutto fuori. Tra poco mandiamo alla pubblicità, Manuela. Tu hai avuto casi nel tuo territorio di gente che faceva fatica a denunciare, ma che poi ha denunciato e oggi sta meglio, oggi è contenta di quello che ha fatto? Beh, casi così no, però abbiamo avuto una segnalazione di una ragazza che sì, le prendeva dal marito e lei una sera è fuggita da casa, è venuta da noi a chiedere aiuto. Dopo la cosa si è un po' sistemata, diciamo, però attualmente la vedo ancora, non ne parlo, però la vedo un po' più serena, molto probabilmente un aiuto è stato dato. Fatto, anche perché questi hanno un grosso problema in casa, c'è un ragazzo con una disabilità e perciò penso che tutto possa aiutare, la donna stanca, il marito che va a casa stanco da lavoro, a volte non sopporta le lamentele della moglie. Io continuo a dire che comunque c'è una grande complicità della politica che non si prende mai cura delle persone che hanno veramente bisogno. E dopo sì, dico veramente, non lo so, una volta ci si aiutava molto di più. Adesso... E oggi vige l'io sono, dai, io esisto, basta, quindi questo è il problema, no? E chi sei, cosa fai, non ti conosco, ma come, scusate, dove vieni? Dicela qua, posso mandare via 2 minuti di pubblicità? Proprio 2? Sì, certo. Me lo consentite? Sì. Dai, vai, 2 minuti, dai. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel-ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel-ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel-ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel-ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Centro servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi.
negozio specializzato in cartucce prestampanti, carte comuni e speciali. Fotoprint, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Ben rientrati in studio, intanto vediamo come cadono le foglie d'autunno, una bellissima stagione l'autunno per i colori. Io dico sempre che chi avesse veramente un po' di sentimento, ma anche facendomi riferimento agli uomini virili, in qualche maniera io allora non lo sono, purtroppo, non so, sono anche contento, però per fortuna, i colori autunnali hanno qualcosa di magico che veramente, se uno soltanto si fermasse a contemplare, e noi qua in queste zone siamo fortunati, ahimè meno forse nelle grandi metropoli, ecco in quel momento già potrebbe conciliarsi tutto quello che è la natura. Abbiamo un po' perso il contatto con la natura, no? Il toccare, il sentire freddo, il sentire caldo, cioè abbiamo un involucro che in qualche maniera ci distanzia dalle emozioni e dai sentimenti. Allora dico, nei centri piccoli come il vostro, Franca, è un piccolo centro dove tutti si conoscono e quindi è anche facile in qualche maniera poter capire dove ci sono dei problemi. Così non lo è nelle grandi metropoli. Sì. Ecco, voi come vi attuate in questo? Cioè, voglio dire, perché Franca Lovisetto, che potrebbe fare i danè con altre cose, si impegna a fare anche questo, soprattutto questo tante volte? Siamo occupati nel sociale, siamo portati per il sociale e cerchiamo di aiutare automaticamente le persone che hanno Nicoletta, c'è la conoscenza del rapporto tra persone, nelle grandi metropoli non è così. Tu prima facevi riferimento a Padova, voglio fare un esempio. Tanti dicono che le grandi metropoli sono tentacolari, in effetti il modus vivendi non ti conosci nemmeno col tuo dirimpettaio, però ci sono anche i comitati di quartiere, ogni quartiere è un piccolo paese, ogni rione ha il suo diciamo, background e quindi potrebbe essere anche da lì iniziare un percorso, perché su una città di 600.000 abitanti, quindi facciamo una proporzione, la metà circa donne, l'altra metà uomini, anzi forse più le donne, ha soltanto 3 centri di accoglienza, oppure case che come si chiamano? No, a Padova c'è un comitato per le opportunità che lavora veramente molto bene. Ci sono alcuni, c'è un centro antiviolenza, adesso c'è un'altra associazione che si occupa di questo, ci sono molte associazioni di donne, ma effettivamente, grazie tra l'altro all'assessore Emilia Boselli, perché è lei che si è battuta veramente tantissimo per poterlo fare, si sono aperte si stanno aprendo, insomma finalmente si ha la possibilità di avere queste 3 case di fuga. Sono 3 case, credo una casa di prima accoglienza in cui le donne appunto, parliamo chiaramente di quella fascia di donne che vengono picchiate, che hanno bisogno, i cui mariti poi una volta che denunciano possono uccidere, e poi altre 2 case di seconda accoglienza dove invece le donne trovano, una volta denunciato, una volta separate, trovano un primo ricovero con i figli prima poi di trovare una sistemazione. È vero, Padova è una città grande e ha queste 3 case di accoglienza, ma è già un miracolo, è davvero un miracolo perché ci sono molti pochi fondi ed è veramente a volte frutto dello sforzo, dell'impegno di donne come Manuela nel suo piccolo territorio, come lei, cioè donne che appunto nonostante la scarsità di mezzi si danno. Non parliamo poi, dipende poi da regione a regione, non parliamo poi di città come Milano, come Roma, in cui insomma davvero la violenza e l'estraneità reciproca. Ci vedono anche in Sicilia e in Puglia con questa trasmissione, là credo che sia ancora peggio. Non so, tu hai avuto occasione nei tuoi spettacoli di sentire il polso della situazione. Si va al teatro con più facilità rispetto al tuo spettacolo, al nord o al sud? Guarda, io non sono stata al sud, ho cominciato ad avere dei contatti con Roma, con Pistoia che stanno cominciando, perché
ci sono comitati pari opportunità, comitati, per esempio adesso c'è questo comitato del se non ora quando, insomma, che mi stanno contattando. Al sud è molto difficile, le donne fanno ancora più fatica a denunciare, davvero. C'è una situazione in cui le donne danno quasi per scontato il loro stato a volte di asservimento. È una questione di pazienza, anche lì si stanno muovendo con grande, in alcuni casi con grande impegno, poi i giovani sono una risorsa incredibile perché sono le giovani donne che possono farlo e che si impegnano, insomma così. Però effettivamente è un po' più difficile. Io nel mio spettacolo ho girato il nord, fondamentalmente, ma guarda, credimi, ci sono donne che vengono e che poi dicono io mi sono vista, certo. No? E donne che magari vivono la loro vita, insomma. Manuela, si può fare un discorso anche con... Io mi affido sempre a una frase di Proust che diceva datemi i primi 7 anni dei vostri figli, il resto tenetevelo pure, perché oramai sono fatti, no? Un percorso sulle scuole che possa anche educare, che poi dopo alla fine credo che la prima risorsa, il primo soldo da spendere sia quello, perlomeno lo metti in investimento nel futuro. Non c'è però un calendario armonioso e opportunità veramente di far cultura a quell'età. Questa è una cosa molto fatica, diciamo. Io nel mio comune ho un assessore che è un professore, che anzi anche lui mi ha incentivato di fare questo spettacolo e lui ha provato a dire nella sua scuola che lui insegna superiori. Ma io ho visto che quella sera là, che io l'ho fatto spettacolo, non c'era ragazzi. Io dico, vabbè, guarda, io ho una mia idea, poi chiaramente... Ma io ti dico un'altra cosa, io ho fatto parecchia pubblicità, non per Nicoletta, per carità, perché spettacolo l'avevo visto, ma anche gente che hanno figli adolescenti, ho detto portateli, perché è bello, portateli. Io ti dico, ho un figlio che ha 14 anni, è venuto a vederlo. È stato contentissimo. Sì, ho capito, perché forse la mamma era interprete e forse era anche giusto. Gliel'ho detto, vieni a vederlo. Certo. E ma lui, io dico, lui mi c'è ha uno detto... scollegamento. Cioè io dico, se forse andiamo... Io quando parlo di scuole superiori abbiamo già perso il treno. Dobbiamo andare nelle scuole elementari a impartire la parità. Forse i primi 3 anni è difficile, sì. Io sono stata nelle scuole superiori, tra l'altro ai ragazzi piace tantissimo questo spettacolo, veramente rimangono, perché io ho usato musica house, videoclip, cioè non ho usato un linguaggio, ho usato volontariamente un linguaggio moderno, un linguaggio che potessero comprendere anche loro. Io sono stata in questa scuola dove c'erano molte donne, molte ragazze, ma c'erano anche dei ragazzi. Ho chiesto che cosa avesse colpito così e loro mi hanno parlato molto, mi ha colpito moltissimo la storia dell'abuso infantile, eccetera. In quella scuola, per esempio, c'era uno sportello di ascolto e in particolare mi era stato raccontato da un insegnante che una di queste ragazze di questa scuola aveva parlato di una sorta di molestie da parte di un adulto della famiglia, diciamo così. L'insegnante ha segnalato questa cosa allo sportello, la ragazza ha parlato con la psicologa dello sportello. Allora io dico, noi siamo in una regione dove ci sono moltissime università di psicologia, ai giovani laureati che stanno facendo il praticantato, che stanno facendo le scuole di specializzazione, abbiate la forza, il coraggio, o a questi giovani laureati in psicologia che ancora non trovano un posto, fate volontariato, andate negli sportelli delle scuole, andate ad ascoltare questi ragazzi, è una cosa, le scuole non hanno i soldi per poterselo permettere e lo Stato non glieli può permettere, ma se la coscienza collettiva porta a dire vado ad ascoltare questi ragazzi e queste ragazze e anche i ragazzi, perché il lavoro non va fatto solo sulle donne, va fatto anche sugli uomini. Ma non pensi che ci sia bisogno anche di un vissuto, nel senso, allora, i dati sono 1 milione di donne in un anno, non è cosa da poco. No. 1 milione di donne, mi viene in mente, Nicoletta, ma penso anche voi che siete madri, che in questo 1 milione di donne ci siano chissà quanti bambini che subiscono perché lo vedono.
Allora, tu hai ragione a dire forse nei bambini è prematuro parlarne, per me no, perché per me i bambini sanno affrontare forse meglio degli altri, ma dai bambini che credo che si possa stillare proprio la condizio sine qua non che la bambina non deve subire e che il bambino che guarda il papà, che evidentemente è il più forte, non deve ispirarsi a quel modello. Cioè io credo che la mia soglia di attenzione vada riguardo a questo, perché credo che siamo in pericolo perché non ci sono modelli positivi e in qualche maniera è questo che dobbiamo cercare di preoccuparci. Poi dopo 20 anni, sai, uno è già fatto, è già costruito, la vedo dura sul fatto che possa andare a fare del volontariato a meno che non tocchi il fondo. Io ho fatto con San Patrignano dei ragazzi che hanno toccato il fondo con le tossicodipendenze, donne che hanno toccato più del fondo degli uomini nelle tossicodipendenze, che a quel punto si creano una coscienza, però è uno stato devastante per poter poi dopo aiutare altri, ma sono molto pochi se non hanno la struttura, se non hanno il fiato, come dire, l'allenamento in qualche maniera. Non so se mi sono spiegato bene e spero che i nostri telespettatori abbiano capito il concetto, Nicoletta. Sì, guarda, il discorso sui bambini è un discorso molto delicato. L'abuso infantile credo che sia una delle... Ma non soltanto, scusami, forse mi sono spiegato male, non tanto l'abuso infantile, ma i bambini che assistono ad azioni di violenza tra madre e padre, bene o male vedono quel comportamento. Ho capito, e quindi ne crescono in questo. Certamente, ma in questo caso sono le donne che si devono sottrarre. I bambini sono innocenti, non possono fare certo, loro, ma non possono prendere il... Certo, ma assistono perché c'è qualcuna che decide di subire e fare assistere. Questo è il fatto. Le donne non devono pensare solamente, cioè devono pensare che nel momento in cui si fanno picchiare e hanno dei figli davanti, stanno imprimendo... Questo era il discorso. Esatto, stanno imprimendo una traccia profondissima Certo. nei loro figli. È per questo che si devono sottrarre. Devono sottrarsi queste donne perché i bambini non possono farcela. No, certo. E non solo, il certo. pericolo è anche che molto spesso assumano un ruolo genitoriale nei confronti, un ruolo di protezione nei Certo. confronti di queste madri, no? E quindi, oppure un ruolo di imitazione nei confronti dei loro padri, no? Perché la violenza, poi oltretutto c'è un detto, no? di uno psicanalista che dice: un bambino picchiato picchierà. Sì. Un bambino che vede picchiare molto spesso potrà picchiare anche, no? Sì, perché vanno per modelli. Certo. Allora, adesso torniamo e diamo un po' di una piccola parentesi, poi la rifaremo un'altra trasmissione su questa tematica, ci faremo anche aiutare da Francesca Baggio, che non poteva venire questa sera, che è una grande psicoterapeuta, veramente una persona che ha in sé veramente il germoglio della grande passione. Lei fa questo mestiere con passione come tu fai il tuo, con grande passione, come credo le nostre due ospiti, quello che fanno lo fate con passione, perché avete assistito a questo spettacolo. Allora, allora, la prima sensazione per tutte e due, poi parliamo con lei dello spettacolo di Nicoletta. Ti riempie dentro E ti dà energia. e ti dà energia, sì, ti fa riflettere, vorresti delle volte scappare, vedere, è completo. La tua sensazione è che tanto ti sei smazzata e comunque la galleria non era piena, e questo è per me un insulto all'intelligenza di coloro che propongono questi spettacoli. Allora, Nicoletta... Io ho una motivazione, poi dopo provocatoriamente gli appoggerò la palla a Nicoletta. Allora, io Nicoletta l'ho conosciuta a un corso a Padova al Bo che hanno fatto per le commissioni per le opportunità, e dentro di me mi sono detta: Nicoletta la devo portare al mio paese, e ci sono riuscita. E sei stata contenta? Sono stata contenta. Nicoletta, io credo che ai piccoli centri fai fatica a riempire un teatro, perché nei piccoli centri è un po' l'omertà del meridione. Esattamente, io prima non lo volevo dire. Dovevi dirlo. È proprio questo, beh, non volevo Certo. interrompere, ho già parlato molto, ma è proprio questo. E sono proprio questi territori in cui bisogna fare questo spettacolo. Certo. E per questo io ammiro la forza e la resistenza di Manuela, che si è battuta molto, Certo. perché tutti dicevano sì, ma perché è proprio questo. Questi territori sono territori in cui l'omertà
è incredibile. Guarda, io più di circa 20 anni fa, nel 92, questa era una trasmissione radiofonica, era o bianco o nero e andava in una trasmissione radiofonica qua nelle vicinanze, era Radio Montegrappa, una bella radio che si sentiva da moltissimo ed la sentivano tutti, era una trasmissione che aveva un grande appeal perché si parlava di queste cose e posso assicurarti che la radio è molto più segreta, è molto più sensibile rispetto alla televisione intima, e quando il venerdì si parlava di queste cose qua ti posso garantire che i centralini erano veramente scottanti perché la gente aveva voglia di parlare perché la segretezza della radio è qualcosa di fantasmagorico, nella televisione è difficile perché si ha quasi paura di essere visti, ma è di questo che forse dobbiamo spogliarci, sebbene ho capito e sebbene ho rappresentato la tua performance è proprio quella di uscire, sì, far baccano. Sì, ma non solo far baccano, non vergognarsi. Non vergognarsi, questa è la cosa, non stare in silenzio, non vergognarsi, perché non c'è niente di vergognoso in questo. Certo. Chi si deve vergognare è chi picchia, non chi viene picchiato. E non solo non vergognarsi, avere la forza di ascoltarsi veramente, senza preoccuparsi di quello che dice il vicino di casa. Certo. Si vive veramente, siamo a questo mondo per una manciata di anni, no? Sì, ma vogliamo dire che forse se hai il coraggio di denunciare, di uscire fuori, ti accorgerai che c'è tanta gente buona disposta ancora ad aiutarti. Esatto. Sarebbe una sorpresa mirabolante. Questa è un'altra cosa, non avere paura di chiedere aiuto a chiunque, a un'amica, certo. a un comitato per le opportunità del paese, a una psicologa che tu conosci, certo. a un pronto soccorso, non avere paura di chiedere aiuto, perché chi chiede aiuto lo riceve. Nicoletta, il tuo spettacolo adesso dove andrà? Allora, adesso... Malamore no. Malamore no. Il 25 di novembre è la giornata internazionale della donna che celebra la violenza contro le donne, quindi per la difesa delle donne. Il 24 io sarò a Vicenza per fare questa volta una parte dello spettacolo, perché ci sarà in realtà una conferenza dove parteciperanno poliziotte, avvocatesse, psicologhe, docenti universitarie e io porterò i miei piccoli monologhi. Il giorno dopo invece il Comitato Senodoraquando di Treviso mi ha invitato a fare lo spettacolo da loro al teatro, oddio non mi ricordo più, Sant'Anna, che è il teatro degli Alcuni, praticamente, certo. Il teatro Alcuni, e quindi sarò a Treviso. Probabilmente dopo sarò a Rovigo, non so quando, ma insomma mi hanno chiamato. Dimmi che persona era Streller, questo ho detto all'inizio, non mi sono dimenticato. Questo grande attore di teatro, ma soprattutto un grande regista anche. Sì, diciamo più regista che attore. Come attore non era tanto bravo. Era molto molto grave nelle sue performance, ma come regista è stato sicuramente un genio. Streller era un poeta ed era una persona che riusciva veramente a trasferire questa cosa difficilissima da trasferire e così bella, così necessaria in questo momento, che è la poesia. Cosa ti ha lasciato? Tutto, tutto. Lui mi ha lasciato il senso etico di questo mestiere. Lui lo diceva sempre. Ti ricordo che Streller è stato il primo a portare Bertolt Brecht in Italia, quindi insomma Streller si è veramente battuto anche per la coscienza etica del suo paese e civile. Lui mi ha insegnato che il valore etico di ciò che si fa, quindi la passione autentica, deve avere sempre un risvolto utile. Io per un certo periodo ho smesso di fare l'attrice, non mi interessava proprio più andare sul palcoscenico a prendere gli applausi alla fine, senza che questo mio mestiere potesse in qualche modo far vibrare l'anima di qualcuno o la coscienza, insomma così, umilmente, nei miei limiti, mica pensando di fare umilmente è chissà partito Gaber dando uno schiaffo alla televisione e credo che abbia veramente
ha ragione, confuso le idee degli italiani che in quell'epoca là non avevano tante idee, ha cambiato il modo di ragionare anche, attraverso il grigio, il signor G. Ma sai, ce ne sono tanti. Il teatro può avere questa grande chance. Sì, il teatro ma tutte le forme d'arte, Certo. sai. L'arte è bellezza, abbiamo così tanto bisogno di bellezza in questo momento. Nella nazione della bellezza. Sì, sì, e poi l'arte muove le emozioni, l'arte muove la pancia e lo spirito della gente. Tocca quei nervi buoni. Sì, esatto, quelli che dovrebbero cominciare a recuperare per immaginare questo mondo un po' diversamente. Nicoletta Maragno, io avrò piacere, qualora tu avrai la possibilità e il tempo di venire in studio, programmeremo un'altra puntata di questa maniera, mi farebbe molto piacere. Intanto ti ringrazio e ti faccio gli auguri. Grazie e non in bocca al lupo. No, il contrario. Il contrario. In bocca al lupo e non auguri. Ecco, allora tutto bocca al lupo, niente auguri, perché sono nel teatro a vedere le vostre alchimie. Ringrazio anche te, cara Manuela, perché sei stata gentilissima, molto dolce, e apprezziamo quello che hai fatto per quanto concerne proprio questa bella rappresentazione. È quello che farà. È quello che farà, insomma, noi ci auguriamo. Grazie a te anche Franca Lovisetto, la prossima sarà poco prima di Natale a Fontaniva al teatro. Sempre per qualcosa sempre di a favore buono. dell'AIL, il concerto di Natale. Insomma, noi cerchiamo di dare le buone novelle e parlare bene delle persone non fa mai male, soprattutto se poi queste persone sono mosse da autentici sentimenti come lo siete voi. Per questa trasmissione è proprio tutto, noi vi diamo appuntamento a settimana prossima alle ore 21, strepitosamente in diretta. L'argomento sarà di tre pazzi qua, uno che è andato in moto, pensate, con una Laverd di 65 anni fa, da Taranto è tornato indietro. Poi avremo altri personaggi che fanno cose da pazzi in bicicletta, fanno traversate da 3500 km su terreni assurdi, insomma uomini fenomenali, quindi ci tireremo un po' sul morale con veri uomini che insomma fanno anche loro della passione la propria virtù. Per chi avesse il piacere di sintonizzarsi con noi giovedì prossimo alle ore 20:30 con Scratch, e quindi ci sarà questa parentesi sportiva. Per quanto riguarda voi, io vi do un caloroso in bocca al lupo e soprattutto buon rientro nelle vostre case, e ai nostri telespettatori una buona notte. Grazie.